A Napoli il periodo dei morti viene celebrato con un dolce davvero particolare, un dolce morbido, straordinariamente buono, che ha il nome di torrone dei morti, ma che torrone non è. E proviamo a capire perché. I morti si celebrano con i dolci, naturalmente. Perché? Perché il dolce ha il compito di addolcire il viaggio, il trapasso dal mondo dell'aldilà al mondo dell'aldilà. E allo stesso tempo il dolce è anche la ricompensa che il morto fa nei confronti dei vivi che si prenderanno cura da questa parte del mondo dell'anima dei trapassati. Se questo è lo scopo, è ovvio che il dolce tipico dei morti è naturalmente il torrone. La parola torrone è dal latino tautanus, che significava clava, mazza, ed ecco perché, oppure da turrito, che significava abbrustolito, perché nel realizzare il torrone bisogna abbrustolire mandorle e nocciole. Ma il torrone tradizionale è quello durissimo, quello di Montevergine per intendere, quello della festa di San Gennaro. Perché invece questo torrone è veramente diverso? Perché i napoletani nella notte dei tempi fecero un ragionamento. Sì, ma se questo dolce deve accompagnare il trapasso del morto dal mondo dell'aldilà al mondo dell'aldilà, ti pare che il morto normalmente è una persona anziana, ha una dentatura carente, per questo motivo ti pare che può spezzare il durissimo torrone dei morti? Ed ecco perché i napoletani pensarono che sarebbe stato meglio celebrare, ovviamente, i morti con un torrone morbido, emurticiel, un torrone che ancora oggi tutti i fidanzati regalano alla propria fidanzata nel periodo dei morti e che è molto più adeguato alla dentatura del decuius. E negli ultimi anni a Napoli è arrivato l'Halloween americano. Il giorno prima dei morti i bambini vanno nelle case chiedendo appunto dolcetto, scherzetto. Uno dice, vabbè, la solita americanata. Non è affatto così. In realtà Halloween probabilmente è una contaminazione di ritorno, perché fino alla seconda guerra mondiale i bambini napoletani realizzavano, nel periodo appunto dei morti, otavutiel, una scatola di cartone con delle monetine, con dei dolcetti all'interno, e le agitavano, si vestivano da fantasmi da far paura e minacciavano i passanti dicendo «Cace sta otavutiel, cace stanne murticiel, dammonu biscuttiel, rammonu ficusic». Ecco, quindi in qualche modo minacciavano il passante bonariamente per ottenere un dolcetto. Praticamente siamo davanti all'antesignano di dolcetto scherzetto. Sì, signori miei, anche Halloween è nato qui, a Napoli.